Mesi da incubo per una 49enne massacrata dal compagno, il suo aguzzino, un cittadino marocchino che viveva con lei. L'uomo è stato condannato a 12 anni di reclusione. Spresiano piange la morte di Alberto Ezechia di Lorefice, 54enne stroncato da un malore nel suo negozio, sconvolto l'amico e sindaco Marco Della Pietra, persona splendida e ricordo. Emergenza casa a Treviso, da Roma, impegnato con ANCI il sindaco Conte lancia gli stati generali dell'abitare. Dopo il piano presentato ieri nasce un tavolo di confronto permanente con categorie e sindacati. Indagine sulla imprenditorialità giovanile, il 60% dei intervistati tra i 18 e i 35 anni vorrebbe fare impresa ma incontra ostacoli insormontabili. Ancora stallo politico a Castelfranco dopo il Consiglio Comunale che ieri sera ha respinto nuovamente la decadenza di Stefano Marcone eletto in regione. L'opposizione chiede le dimissioni, il sindaco si appella al prefetto. L'attacco del consigliere regionale leghista al vice premier sul caso delle bandiere russe alle Paralimpiadi fa scoppiare una nuova tensione nel centrodestra. In regione Forza Italia compatte, il Carroccio prende le distanze. Autonomia, mentre il presidente Stefani parla di storica prima volta per l'intesa votata in Consiglio dei Ministri, opposizione all'attacco e forte perplessità anche da parte della Lega. Pioggia e neve senza sosta per tutta la giornata hanno messo in ginocchio la viabilità nel Bellunese, disagi lungo la rete ferroviaria Padova-Calalzo, in tilt la circolazione da e per Cortina. Treviso si è stretta attorno al suo campione questa mattina, i funerali civili di Bruno Cipolla, l'olimpionico del canottaggio che nel 1968 portò la città sul tetto del mondo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con una terribile storia che emerge dalla cronaca giudiziaria, con mesi da incubo vissuti da una 49enne disabile massacrata dal compagno. L'ultimo episodio è quello che ha fatto scattare l'intervento e poi il processo, oggi la sentenza. Picchiata a sangue, seviziata, minacciata e violentata, la vittima è una 49enne con disabilità. A chiedere aiuto lei stessa che ha allertato il 118. Venite, mi ha massacrato. Poche parole, ma tanto per far accorrere i soccorritori e i carabinieri. La scena che si sono trovati di fronte è terribile. La donna tumefatta, sangue ovunque. L'ultima di una serie di aggressioni fisiche e verbali il 5 maggio 2025. Per lui, il compagno, cittadino marocchino, tossicodipendente e con problemi di alcol, è scattato l'arresto. Le accuse gravissime, maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. L'uomo è stato condannato a 12 anni di reclusione e a versare alla vittima una provvisionale da 50.000 euro in attesa che il risarcimento venga definito in un distinto procedimento che si terrà in sede civile. Abbiamo anche chiesto un sequestro preventivo delle somme proprio perché qualora questa persona dovesse uscire dal carcere ed essere magari non trovarsi più, non avere disponibilità economiche, rimarrebbe vano e fine a se stesso aver ottenuto un tale risultato. L'avvocato difensore dell'imputato Marco Arrigo ora si riserva la decisione di ricorrere in appello, prima attende che vengano depositate le motivazioni. La vittima, presente in aula e terrorizzata dal suo aguzzino, si è assicurata più volte se l'uomo rimanesse in carcere, perché dice: ho paura di lui. Un motivo di felicità per la mia cliente è non tanto il risarcimento del danno, che voglio dire è assolutamente giusto e corretto che avvenga, anche perché ha subito delle conseguenze tali per cui dovrà avere sempre dell'assistenza e dovrà essere sottoposta a delle cure, ma in ogni caso la cosa fondamentale è proprio aver ottenuto giustizia per un fatto molto grave e che nessuna persona dovrebbe mai poter provare. Una relazione, quella tra i due, è nata alcuni anni prima, dalla quale è nato un bimbo. Poi tutto è precipitato, lui violento, denunciato già in passato per aver picchiato anche il figlio, allontanato e poi ritornato a casa con la promessa di cambiare. Promessa infranta subito. Poi quel 5 gennaio 2025, quando la donna è stata picchiata a sangue, seviziata e violentata, lei salvata dai soccorsi, per lui si sono aperte le porte del carcere. Una storia di pura follia dove la violenza diventa una quotidiana normalità. Momenti di paura nella notte, poco prima delle 3, quando un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la tangenziale di Treviso in direzione Paese. All'arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso ha subito provveduto a spegnere l'incendio, come vediamo in queste immagini. Il conducente è sceso dal veicolo in tempo ed è riuscito a mettersi in sicurezza attendendo l'arrivo
della squadra dei Vigili del Fuoco, sul posto anche la Polizia Stradale e il SUEM 118. A Spresiano adesso, dove si attende la data dei funerali di Alberto Ezzechiadi, l'orefice 54enne stroncato da un malore nel suo negozio in piazza Rigo. Intanto c'è il cordoglio e lo shock di un'intera comunità, a partire dal primo cittadino Marco Della Pietra, che lo conosceva molto bene. Il negozio chiuso, le lacrime di un paese di fronte alla scomparsa improvvisa di Alberto Ezzechiadi, 54 anni, titolare dell'oreficeria nel cuore di Spresiano, in piazza Rigo. Professionista conosciuto, amante del rock, con la passione per la moto. Un malore improvviso lo ha stroncato mentre si trovava al lavoro. Ad accorgersi della tragedia un passante che ha visto l'uomo a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta ed i sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimare il 54enne. Una notizia che ha travolto il paese. Fra i primi ad accorrere il sindaco Marco Della Pietra, che si stava recando alla presentazione del progetto di Villassini quando è stato avvertito. Amico di una vita, le parole colme di commozione del primo cittadino. Sì, Alberto era conosciuto in tutto il comune ma anche fuori dal nostro territorio, perché è una persona meravigliosa, un bravissimo ragazzo. E tra l'altro anche nel suo lavoro era apprezzato e stimato, e la sua morte ha lasciato davvero un vuoto in tutta la comunità. Da qualche anno aveva aperto la sua attività a Spresiano, prima aveva il negozio a Visnadello, conosciuto e stimato nel territorio. Ieri sera, appena si è diffusa la notizia, diversi residenti si sono fermati davanti alla gioielleria, increduli per una scomparsa così improvvisa. Difficile parlare in questo momento, ci spiega il sindaco. Con Alberto abbiamo condiviso dei momenti sicuramente della nostra vita, e alla sua famiglia vanno sicuramente le mie condoglianze e quelle di tutta la comunità spresianese. Cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'emergenza casa. Il sindaco Mario Conte a Roma, come presidente ANCI oggi per il convegno nazionale sui piccoli comuni, annuncia l'avvio a Treviso degli stati generali dell'abitare, il tavolo di confronto permanente dedicato al tema della casa in città, che segue la presentazione del piano casa, il progetto per le giovani coppie e le persone sole, che è stato presentato ieri. Sentiamo le sue parole proprio da Roma. Troppe volte abbiamo sentito parlare delle difficoltà di acquistare o di trovare una casa in affitto. Ecco, noi ci siamo voluti dare degli ulteriori strumenti, sia fiscali, sia urbanistici e sia di sinergia e di rigenerazione urbana, che consentiranno di mettere nel mercato, attraverso un fondo specifico, delle opportunità immobiliari accessibili a tutti. Entriamo però nella fase operativa. Ieri l'abbiamo presentato e già oggi abbiamo avuto un ritorno importante da parte delle associazioni di categoria, così come delle sigle sindacali, e quindi è nostra volontà aprire un tavolo di confronto che abbiamo voluto chiamare Stati Generali dell'abitare nella nostra città, perché il nostro focus è quello, siamo chiamati a servire i cittadini, e una delle emergenze che vogliamo affrontare con grande determinazione è proprio il tema della casa e dell'abitare. Quindi nei prossimi giorni vi comunicheremo la data nella quale convocheremo associazioni di categoria, sigle sindacali e tutti coloro che vorranno portare un contributo attivo a questo straordinario e innovativo progetto, per poi cominciare un vero e proprio percorso virtuoso che consenta a tutti di accedere alla casa. Allora, il tema casa è importante, l'emergenza casa riguarda spesso anche le fasce dei giovani, che appunto le giovani coppie, i giovani che non riescono a trovare casa, giovani che magari vorrebbero anche fare impresa, e ce ne sono. C'è un'indagine sulla imprenditorialità giovanile che ha portato a degli esiti importanti. Parliamo di Treviso e della sua cintura urbana, la grande Treviso. Ebbene, il 60% dei giovani intervistati tra i 18 e i 35 anni vorrebbe fare impresa, ma ci sono degli ostacoli precisi che li bloccano. Nel 60% dei casi ci sono dei giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono
fare impresa. Allora probabilmente bisogna incrociare questi aspetti, bisogna ascoltare i giovani, cambiare l'approccio, farsi dire da loro di cosa hanno bisogno, rispondere ai loro bisogni e metterli nelle condizioni di dare continuità alle imprese, anche alle imprese storiche. Oltre 220 giovani hanno risposto ad un questionario che misurava la loro intenzione o capacità di fare impresa. Il risultato sulla carta dice che 6 su 10 vorrebbero aprire un'attività, specie nella ristorazione, nel commercio o nel turismo, ma incontrano difficoltà enormi come accesso al credito, formazione, burocrazia, problemi che storicamente permangono nonostante bandi e fondi. Ci sono, come è stato detto prima, dei fondi che sono disponibili, però è anche vero che è difficile intercettarli, quindi come è stato prima annunciato ci sarà l'esigenza di rendere il tutto più semplice appunto da accedere, da visionare, e come anche l'intenzione di creare proprio dei prodotti finanziari di microcredito per i nuovi imprenditori. Non solo una mappatura di entusiasmi e frustrazioni, ma anche uno sguardo alle opportunità, provando a dare risposte. Il compito dello studio approfondito commissionato da Ascom proprio grazie ad un bando ANCI. Poi abbiamo provato anche a dare qualche risposta, quindi provando a mappare quelli che sono i bandi e le opportunità per i giovani, rendendoli disponibili nella ricerca in modo tale che possa essere uno strumento utile. Ma la sferzata ad Ascom è arrivata soprattutto dall'assessore alle politiche giovanili Gloria Sernagiotto, che ha invitato il comparto ad andare nelle scuole a cambiare comunicazione utilizzando linguaggi giovanili o addirittura influencer dedicati. Solo così, dice, si potrà salvare un patrimonio, anche storico, di attività che oggi non trovano nella seconda generazione i continuatori. Assolutamente, dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo cambiare comunicazione, anche sistemi, perché noi siamo abituati ma sulla base di una situazione che cambia velocemente e noi non siamo abituati a questa velocità di cambiamento, per cui i giovani vanno ascoltati, non bisogna pensare di andare dai giovani e consegnare un testimone dicendo questa è la strada, bisogna ascoltare e capire qual è la loro strada anche di sviluppo di business, di sviluppo organizzativo, di nuovi modelli, di nuovi mercati e metterle nelle condizioni di portare le nostre imprese in questi nuovi mercati. Insomma è uno stallo quello spesso dei giovani, in questo caso dei giovani imprenditori. Un altro tipo di stallo ed è uno stallo politico, è quello che caratterizza ormai da giorni, da settimane verrebbe da dire, Castelfranco Veneto, dopo il Consiglio Comunale che ieri sera ha nuovamente respinto la decadenza da sindaco di Stefano Marcon, eletto in Consiglio regionale. L'opposizione chiede le dimissioni, il sindaco si appella al prefetto, insomma lo stallo resta, sentite. Decadenza del sindaco respinta, è ancora stallo in comune a Castelfranco dopo l'ultimo consiglio comunale sollecitato dal prefetto con questo unico punto all'ordine del giorno. Stefano Marcon è quindi ancora ufficialmente sindaco della città del Giorgione, nonostante l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale. Alla resa dei conti tra maggioranza ed opposizione la votazione è finita ancora 12-12, ma rispetto alla settimana scorsa c'è stato l'intervento della segretaria generale Chiara Perozzo, la quale ha sottolineato come un altro voto contrario alla decadenza del sindaco potrebbe rendere il provvedimento illegittimo. Durissima l'opposizione. Adesso siamo 12 pari, essendo uscito il sindaco, e quindi la non maggioranza di governo della città non può scegliere autonomamente senza il nostro supporto di voti che non abbiamo dato per la decadenza del sindaco. Il sindaco si deve prendere la sua responsabilità, se n'è andato, consapevolmente lasciando Castelfranco in questa situazione, si deve dimettere. Ribatte Marcon che chiede un incontro al prefetto. La mia intenzione è chiedere un incontro con il prefetto per fare chiarezza, perché quello che mi sta a cuore è che ci sia l'atto legittimo. Da una parte abbiamo il segretario comunale che attesta l'illegittimità del procedimento, dall'altra abbiamo le opposizioni che dicono invece essere legittimo. Questa questione deve essere chiara. Io non ho mai fatto percorsi di illegittimità e non intendo farli neanche in questa fase finale del mio percorso politico-amministrativo a Castelfranco Veneto. Decadenza o dimissioni sembrano tecnicismi, ma gli effetti sono assai diversi. Le dimissioni di Marcon aprirebbero la strada al commissario prefettizio, mentre la decadenza lascerebbe in carica l'amministrazione attuale con il passaggio del testimone alla vice sindaca Marica Galante fino alle elezioni. Ed è proprio questo che l'opposizione contesta. Avere una non maggioranza che galleggia perché di fatto non può decidere nulla,
se non avere più visibilità durante la campagna elettorale, ci sembra un regalo immeritato a questa amministrazione che ha già fatto sufficienti danni alla nostra città. Insomma, l'avete sentito, c'è di mezzo il tema delle elezioni, perché tutta questa situazione arriva mentre fra 3 mesi si torna a votare per le amministrative 24 e 25 maggio. La decisione del Ministero dell'Interno di ieri, del Ministro Piantedosi, con l'eventuale ballottaggio per chi può andare tra il 7 e l'8 di giugno. Castelfranco, gli occhi puntati nella Marca sono su Castelfranco, non è l'unico dei comuni della Marca al voto, non è l'unico dei comuni veneti al voto, ovviamente c'è la questione, il caso Venezia. La mappa. 24 e 25 maggio il Ministero dell'Interno ha individuato le date della tornata elettorale per le amministrative di primavera. 38 in Veneto i comuni chiamati a votare per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Tra le sfide spicca Venezia, unico capoluogo di provincia al voto, per il quale, assieme ad altri 6 comuni che superano i 15.000 abitanti, è previsto l'eventuale turno di ballottaggio il 7 e l'8 giugno se uno dei candidati non raggiungerà il 50% più 1 delle preferenze. Nel veneziano andranno al voto anche Cavallino Treporti e Torre di Mosto. In provincia di Treviso, l'altro grande comune al voto, Castelfranco Veneto, cui si aggiungono Silea, Ponte di Piave, Chiarano, Spresiano e Vidor. In provincia di Padova al voto il maggior numero di comuni, 11. Sono Albignasego e Monselice, che potrebbero andare al secondo turno, e poi Anguillara Veneta, Bovolenta, Campodarsego, Carmignano di Brenta, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Due Carrare, Pernumia, Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nel Vicentino le sfide ad Arzignano e Lonigo, che potrebbero andare a ballottaggio, e poi Albettone, Arcugnano, Cogollo del Cengio, Malo, Posina e Recoaro Terme. Nel Bellunese alle urne i comuni cadorini di Borca, Cibiana, Valle, Vodo, Zoppè e Inagordino, Colle Santa Lucia e Gosaldo. 2 le sfide nel Veronese a San Bonifacio, con possibilità di ballottaggio, e Colognola ai Colli. Infine Villa Dose, unico comune del Rodigino che andrà al voto. Quella del 2026 sarà una primavera densa di appuntamenti elettorali. Oltre alle amministrative si voterà infatti per il referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo e negli stessi giorni i cittadini dei collegi uninominale 1 di Rovigo e uninominale di Selvazzano Dentro dovranno mettere nell'urna anche la scheda per eleggere i 2 deputati che andranno a prendere il posto di Alberto Stefani, eletto presidente della regione, e Massimo Bitonci, nominato assessore nella giunta regionale. Intanto la politica regionale fa registrare una nuova tensione nel centrodestra. I protagonisti sono da una parte Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della Lega nel gruppo misto, e dall'altra tutto il gruppo di Forza Italia in regione. Il casus belli è l'attacco forte di Valdegamberi al ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Mi vergogno di lei, signor Ministro, mi vergogno di una politica che usa lo sport per mandare segnali ideologici. E ancora una volta il leghista Stefano Valdegamberi a scatenare una bufera con le sue dichiarazioni, soprattutto perché nel mirino finisce questa volta un esponente di un partito alleato, il leader di Forza Italia e numero 1 della Farnesina, Antonio Tajani, colpevole agli occhi di Valdegamberi di essere contrario alla partecipazione alle Paralimpiadi, con bandiere e inni, degli atleti russi e bielorussi e al rilascio di visti ai loro accompagnatori. Immediata la reazione del gruppo consigliare regionale di Forza Italia, che chiede al partito di Salvini di prendere le distanze dal suo rappresentante Alferro Fini, ma Valdegamberi non arretra di un passo e quel vergogna rivolto a Tajani non se lo rimangia. Sono pesanti le sue considerazioni, quelle italiane sono pesanti, che da ministro che dovrebbe conciliare, cercare amicizia tra i popoli, che getta fratture a che pro? Per seminare la pace, non di certo, probabilmente è un ottimo modo per seminare conflitto, divisione e odio tra i popoli e quindi tutte le premesse che portano alle guerre. Trasformare la cultura, i giochi olimpici in uno strumento di geopolitica, di divisione politica è un grave errore strategico per il nostro paese. Mi vergogno ancora, lo ripeto, mi vergogno che Tajani dia questa interpretazione. Peggio ancora se la questione riguarda gli atleti che si accingono a disputare le Paralimpiadi, sottolinea Valdegamberi. Toni inaccettabili per Forza Italia, che attraverso il suo capogruppo Alberto Bozza e i consiglieri Jacopo Maltauro e Mirko Patron parla di attacco violento e scomposto e di demagogia da 2 soldi. Quello che non deve fare Valdegamberi è usare anche la posizione degli atleti disabili per strumentalizzare in maniera becera
e io credo che si dovrebbe scusare, noi crediamo che si dovrebbe scusare, ci auguriamo che la Lega prenda le distanze in considerazione del fatto che è una forza di governo non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Il governo del centrodestra ha le idee chiare da che parte stare, certamente con l'Ucraina e dalla parte dell'aggredito. Questo non può significare certamente evitare che atleti di qualsiasi nazione partecipino a una competizione sportiva, ma altra cosa è utilizzare un palco internazionale per esporre bandiere ed espressioni identitarie, oggi purtroppo significato di un paese che non sta dialogando con il nostro continente, con l'Unione Europea, con il nostro paese. Ancora la politica, ma stavolta il tema dell'autonomia, mentre il presidente del Veneto Stefano, l'abbiamo sentito anche ieri, parla di storica prima volta per l'intesa votata in Consiglio dei Ministri. Ci sono le opposizioni all'attacco e questo è, diciamo, comprensibile nella dialettica politica, ma ci sono perplessità anche da una parte della Lega. Non è questa l'autonomia che speravamo di raggiungere, ha detto ad esempio a Ring Marcello Bano. Oggi abbiamo una intesa che non è più preintesa. Quindi oggi abbiamo l'intesa sull'autonomia su 4 materie, compresa la tutela della salute. Scandisce bene i termini in diretta a Focus il presidente della regione Alberto Stefani, determinato a far capire che il 18 febbraio per l'autonomia del Veneto va davvero ricordata come una data storica. Di fronte alla Lega che esulta, sono però in diversi a sostenere che in realtà la montagna ha partorito un topolino. Lo speaker delle opposizioni Giovanni Manildo parla di autonomia da prestigiatori. Vedere la giunta esultare per una firma che non porta un solo euro di risorse statali in Veneto è la conferma che Stefani, ormai a corto di argomenti, si è ridotto a vendere fumo, attacca, definendo creatività contabile l'annuncio dei 300 milioni di euro aggiuntivi per la nostra sanità, che tuttavia Stefani spiega così. Di poter reinvestire quei risparmi, quella virtuosità che noi abbiamo ottenuto in favore dei cittadini del Veneto, un principio sacrosanto che non fa altro che confermare il nostro principio di autonomia, cioè l'assunzione di una responsabilità. Le 4 materie contenute nell'intesa di governo non sono affatto marginali, rincara il presidente. Poter reinvestire i risparmi che fa, poter avere un vantaggio dalla virtuosità che ha, poter essere in prima linea nelle emergenze, poter promuovere e integrare i fondi di previdenza complementare e integrativa, poter garantire la contrattualizzazione e il miglioramento dei contratti per quanto riguarda il personale sanitario regionale e soprattutto garantire ancora una volta vicinanza nei confronti del territorio, perché questo è il modello che noi abbiamo in testa. Per Manildo la realtà è che su scuola, trasporti e infrastrutture, dove servirebbero i LEP e i soldi dello Stato, siamo ancora a zero. Di finta autonomia parla Davide Lovat di Resistere Veneto, accusando Stefani di vendere ai veneti soltanto cinici slogan. Ma c'è anche una parte di Lega che ritiene l'intesa sulle 4 materie un passaggio privo di contenuto. Non c'è la volontà politica di portare a casa la vera autonomia, quella che i cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini si aspetterebbe, ecco, da noi. Noi avevamo dei modelli completamente diversi, come le province autonome di Trento e Bolzano, eravamo partiti là e dopo naturalmente è sempre stato una corsa a ribasso. È logico che è un percorso molto difficile, molto lungo, molto complicato, però oggi noi non portiamo a casa niente, cioè è inutile che diciamo per l'amor di Dio, è un segnale, un passo in avanti, un passetto in avanti, ma non è l'autonomia per il quale io sono entrato nella Lega. La palude romana persiste a non dare risposte alla questione veneta, dice il sindaco di Noventa Padovana, né Venezia a quella della montagna, gli fa eco la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Silvia Calligaro. Nel suo statuto il Veneto non ha ancora riconosciuto la specificità della provincia bellunese. Le carte sul tavolo devono essere chiare, vogliamo avere l'autonomia del Veneto, ci sta, perché effettivamente ha dei vantaggi. Dall'altra parte però riempiamo di contenuti quello che abbiamo messo nello Statuto del Veneto e anche in una legge specifica. Insomma, in casa centrodestra la discussione è forte su più fronti. Torniamo però adesso nella Marca, andiamo a Carbonera. Con un post sui social la sindaca di Carbonera Federica Ortolana ha annunciato ai cittadini che il TAR ha dato ragione al comune, che quindi il passaggio a livello di via Bianchini deve restare chiuso, dando priorità alla sicurezza dei cittadini, respingendo così il ricorso del conte Bianchini, che aveva fatto presente che la chiusura costringeva i mezzi agricoli ad un allungamento dei propri percorsi. Il TAR, si legge,
considera la soppressione dell'attraversamento a raso come una esigenza di sicurezza pubblica e il lieve allungamento dei percorsi per i mezzi agricoli è un sacrificio tollerabile se paragonato alla tutela della mobilità lenta e alla sicurezza della circolazione ferroviaria. Ci sono pochissimi istanti di pubblicità, poi andremo a sentire, a vedere l'abbraccio di Treviso al campionissimo Bruno Cipolla, fra pochissimo. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso e dunque Treviso che questa mattina si è stretta attorno al suo campione. I funerali civili di Bruno Cipolla, l'olimpionico di canottaggio dei due con che nel 1968 portò la città sul tetto del mondo. Una folla commossa ha riempito la sala e lo spazio antistante la storica sede dove tutto ebbe inizio, quando da giovanissimo timoniere Bruno Cipolla mosse i primi passi verso un destino straordinario. Cipolla, scomparso a 73 anni, fu protagonista di un'impresa entrata nella leggenda, l'oro olimpico nel 2 con alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 insieme a Renzo Sambo e Primo Baran. Aveva appena 15 anni e divenne il più giovane medagliato italiano alle Olimpiadi. Accanto al feretro la bandiera della città listata a lutto e una canoa dedicata e usata dal trio che fece la storia del canottaggio italiano. La cerimonia è stata scandita da parole intense. Il vice sindaco Alessandro Manera ha ricordato un uomo capace di dare lustro alla città con il talento e con l'impegno civile. E io lo dico, penso di interpretare l'amministrazione tutta. Ci sarà un luogo dove noi lo ricorderemo per sempre, perché lui lo merita, perché nel 1968 ha messo Treviso, lui e i suoi due compagni, diceva sempre i suoi due compagni, faceva anche sorridere anche questo, ci ha messo al centro del mondo. Poi la voce si è fatta più intima con l'intervento del figlio Federico che ha ripercorso il lato familiare di un padre esigente e affettuoso, innamorato dello sport e della vita. Grazie papà, io non so se esiste qualcosa di là o se questa è solo la fine, ma voglio salutarti immaginandoti al fianco di una delle pochissime persone con cui non andavi in direzioni ostinate e contrarie. Ti voglio immaginare con Renzo, uno a fianco all'altro, lui ad abbracciarti con quelle mani da gigante e sorridenti per esservi ritrovati. Ciao papà. Il saluto di oggi non è stato soltanto l'addio a un campione, ma il tributo a un uomo che ha saputo trasformare un trionfo olimpico in una vita spesa per gli altri. Bruno Cipolla scherzava spesso su quell'oro alle Olimpiadi di Città del Messico. Da timoniere, seduto davanti a tutti, diceva di aver tagliato il traguardo per primo, anche prima di Primo, punzecchiando l'amico Primo Baran che in barca sedeva più indietro. Che lui ha tagliato per primo il traguardo rispetto agli altri. Io gli spiegavo che siamo partiti differenziati, però non c'era verso di farglielo capire. Così ragazzi, era il suo spirito, era battagliero e non c'erano versi, però è un bel ricordo. Speriamo che si trovi con l'altro mio compagno là sopra e che si vadano d'accordo fra di loro due intanto. La sanità ha donato all'ULSS 2 un macchinario laser per prevenire la cecità dei bimbi prematuri. L'ospedale di Treviso potrà contare da oggi su un nuovo dispositivo laser specializzato nel trattamento delle retinopatie del bambino prematuro, una delle principali cause di cecità. I piccoli che vengono trattati sono in aumento. Diciamo che transitano circa un centinaio di pazienti prematuri per la patologia neonatale nostra di Treviso. Di questi l'80% ha una forma di retinopatia dei prematuri, che però nella gran parte dei casi si risolve spontaneamente e quindi vanno solo osservati frequentemente, accompagnati. C'è un 20% di questa quota invece che richiede il trattamento, che circa saranno una ventina all'anno i trattamenti che facciamo. Quindi un paio di volte almeno, una settimana sì, una settimana no, abbiamo un bambino da trattare. Il nuovo macchinario verrà indossato come un caschetto dall'oculista, spiega il primario Giuseppe Scarpa, contribuendo a salvare la vista di molti bambini, riducendo lo stress legato a procedure lunghe e delicate.
Acquistato grazie ai 20.000 euro donati dalla Fondazione Fassabortola Splesiano, la portabilità di questo laser, il funzionamento wireless e la totale assenza di cavi e console consente ai medici di intervenire subito anche in contesti complessi. I neonati prematuri affetti da retinopatia della prematurità devono infatti essere operati entro 2-3 giorni dalla nascita per evitare complicazioni. Ma questo apparecchio servirà anche per curare le patologie retiniche dell'adulto. In molte situazioni cliniche, infatti, può accadere che il paziente non sia collaborante o non possa essere mobilizzato verso le apparecchiature ambulatoriali tradizionali. Questo approccio amplia le opzioni di cura e permette di intervenire tempestivamente anche in questi contesti complessi. Una donazione dunque dal grande valore sociale che rafforza l'impegno dell'ULSS 2 per la salute dei più piccoli e dei più fragili. Oculistica, un reparto di eccellenza, dice il direttore generale. Abbiamo numeri che sono importantissimi, oltre 4.200 prime visite oculistiche, tanto che qui sì, come prime visite abbiamo azzerato le liste d'attesa proprio per le prime visite oculistiche. Poi abbiamo 34.000 prestazioni complessive, 636 ricoveri, che vuol dire ricoveri legati a interventi chirurgici, e naturalmente poi numeri importanti anche per quanto riguarda la cura della retinopatia. Questa donazione rappresenta un esempio straordinario di come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà del territorio possa fare la differenza nella vita delle persone. Termina Benazzi. Ancora la sanità trevigiana e veneta, ma in questo caso per uno sguardo così particolare. Lindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti, come sappiamo, ma continua a far discutere, o meglio, in questo caso la sorella di Lindsey Vonn, Karen Kildow, che ha postato un video su Instagram, un eloquente video con la scritta "cancellate le app di incontri e andate in pronto soccorso in Italia". Una sorella di Vonn che dimostra di apprezzare la bellezza dei medici italiani, lo dice, mostra esplicitamente in un video sui social proprio i giovani medici che hanno poi che si trovano nell'ospedale, che ha curato sua sorella per una settimana dopo la brutta caduta in discesa libera sulla pista Olimpia di Cortina e la frattura al ginocchio. Insomma, il consiglio della sorella di Lindsey Vonn è appunto di cercare l'anima gemella in pronto soccorso in Italia. Insomma, è un video molto particolare, ma sta facendo letteralmente il giro della rete. Torniamo a Treviso, alla BRAT, la biblioteca dei ragazzi. Arrivano altri 360 libri in lingua straniera, tutti contenuti in 4 valigie chiamate Mamma Lingua. Il FAMI, che è un progetto regionale in cui capofila l'IC1 Martini, in cui il Comune di Treviso è partner di progetto, abbiamo avuto questa disponibilità economica per acquistare altre 4 valigie Mammalingua che gireranno l'intero territorio regionale, ma che rimarranno poi patrimonio della BRAT, quindi rimarranno nel Comune di Treviso, e che consentiranno a sempre più scuole e sempre più alunni di poter utilizzare questi strumenti, questi libri in 10 lingue diverse, e proprio per valorizzare, ripeto, le diversità e considerarle un valore aggiunto e non un limite o un ostacolo alle relazioni. Nella società che cambia e si fa multilingue, le scuole sono le prime ad intercettare i cambiamenti e a farsi promotrici di un'integrazione sempre più attiva. Così il programma nazionale FAMI, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, di cui l'IC1 Martini è capofila e il Comune è partner, ha portato in dote alla BRAT altri 360 libri contenuti in 4 valigie denominate Mamma Lingua. Attraverso questo progetto i libri verranno messi a disposizione in comodato d'uso temporaneo in via prioritaria alle scuole afferenti alla rete, che sono 61 per l'intera provincia, e verranno sviluppate delle attività di lettura in lingua madre presso la biblioteca o presso le sedi degli istituti aderenti. Una grande opportunità dunque per scuole e ragazzi di fare davvero integrazione. Ormai ci sono delle scuole dove la presenza di alunni stranieri o con background migratorio è alta, ma devo dire che ormai non c'è praticamente più nessuna scuola dove non ci sono questi bambini, e questi strumenti sono un modo per favorire una reale integrazione. È stata la settimana del Carnevale, il grande successo anche della nostra diretta per la sfilata dei carri a Treviso. C'è stato un martedì grasso molto particolare a Montebelluna.
A creare addobbi e costumi nei mesi scorsi hanno collaborato anche loro, gli anziani del centro servizi Umberto I di Montebelluna. Porta dunque anche la loro firma alla festa organizzata per celebrare il Martedì Grasso, evento a cui residenti, personale, familiari e volontari hanno preso parte indossando abiti ispirati agli indiani d'America. Abbiamo scelto di fare la festa a tema indiani perché nelle tribù indiane gli anziani erano fonte e simbolo proprio di saggezza e tramandavano comunque tutti i loro saperi, le loro tradizioni. Abbiamo proprio dato questo senso e significato alla nostra festa per dire che i nostri anziani sono comunque un simbolo per tutte le nuove generazioni, un tesoro prezioso. A fare da sfondo all'iniziativa promossa dal servizio educativo il centro diurno Agorà, dove musica e colori si sono mischiati creando un'atmosfera allegra e spensierata. A volte la vita in un centro servizi non è così facile e portare momenti ricreativi credo che per noi sia importante e cerchiamo di farlo al meglio, portando serenità e sempre con una porta aperta verso il territorio, e è data la dimostrazione da molti volontari, dagli scout di Montebelluna e della presenza dell'amministrazione comunale. Un legame di comunità confermato anche in occasione del Carnevale, come ha ribadito Marco Giaccon, direttore del centro, definendo gli anziani custodi di esperienze e di saperi, e come sottolinea anche l'assessore al sociale Maria Bortoletto. È un momento di festa, di gioia, ma che cos'è il Carnevale? Appunto è un momento importante per stare insieme, per sdrammatizzare la quotidianità. Vogliamo bene ai nostri nonni, alle persone che si sono sacrificate durante la loro vita per dare un futuro ai propri figli e ai propri nipoti. Andiamo nel bellunese. Era atteso, è arrivato, parliamo del maltempo, era attesa, è arrivata, parliamo della neve, che ci sarebbero stati disagi, era molto probabile, così è avvenuto perché il maltempo ha messo in ginocchio la viabilità nel bellunese per diverse ore nella giornata, disagi lungo la rete anche ferroviaria Padova-Calalzo, in tilt la circolazione da e per Cortina. Traffico in tilt per la nevicata che della scorsa notte ha dapprima interessato la parte alta della provincia di Belluno, poi si è spostata in Val Belluna e fino a tutto il Feltrino, causando disagi anche alla circolazione ferroviaria tra Busche e Santa Giustina. Rete ferroviaria italiana ha interrotto la linea Padova-Calalzo e ha messo a disposizione dei viaggiatori bus sostitutivi. Ma i problemi maggiori si sono avuti lungo la 51 di Alemagna e nella maggioranza dei casi sono stati provocati da mezzi non attrezzati, sfuggiti ai filtraggi delle forze dell'ordine, specie sulle strade provinciali. L'ANAS ha sperimentato un nuovo sistema di monitoraggio avanzato a supporto dei trattamenti antighiaccio, un pick-up dotato di sensori in grado di rilevare in tempo reale i parametri della pavimentazione dell'ambiente, tra questi la temperatura dell'asfalto, la temperatura dell'aria, presenza di umidità, stato del trattamento antigelo e livelli di salinità residua sulla carreggiata. Ha funzionato il dispositivo rafforzato per il periodo dei Giochi Olimpici, pur se a Cortina, come detto spesso per mancanza di dotazioni invernali, si sono visti numerosi mezzi bloccati e il traffico in paese ne ha fatto le spese, tanto da costringere l'organizzazione dei giochi a ritardare l'inizio delle partite di curling. Per le prossime ore la quota neve è prevista in rialzo, fiocchi di neve potranno scendere anche nella notte a ridosso delle creste di confine, ma senza ulteriori accumuli. Da venerdì, salvo residua nuvolosità, le condizioni meteo avvolgeranno al bello con forte rialzo delle temperature a partire da domenica. A proposito di Olimpiadi, prima di proseguire, da Cortina d'Ampezzo la proposta lanciata in queste ore dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha incontrato i media internazionali e ha fatto questa proposta: Venezia e le regioni italiane circostanti come candidate per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o 2040, con particolare attenzione alla conservazione della città lagunare. Questa proposta la spiega così Zaia: le Olimpiadi invernali sono state il primo esempio di giochi ospitati in più città del nord Italia, su un'area di oltre 22.000 km², con le difficoltà di trasporto come principale preoccupazione. E quindi questa potrebbe essere un'altra sfida, dice Zaia, con Venezia al centro e le regioni limitrofe per un'altra Olimpiade diffusa, ma in questa volta una Olimpiade
estiva nel 2036 o nel 2040. Questa è la proposta lanciata da Zaia incontrando i media internazionali. Adesso a Feltre, con la notte di tensione allo stabilimento Idro, alle 4 del mattino un camion ha tentato di lasciare il sito con alcune matrici considerate dai lavoratori il cuore produttivo della fabbrica e il mezzo è stato fermato dal presidio permanente degli operai. Le 4 del mattino, il buio ancora fitto su Feltre. Un bilico tenta di lasciare lo stabilimento Idro. A bordo alcune matrici che la proprietà ha iniziato a trasferire a Ornago per soddisfare la necessità della clientela. L'operazione avviene senza preavviso nel silenzio della notte, ma ai cancelli ci sono i lavoratori oramai in presidio permanente. Sono loro a fermare il mezzo impedendone la partenza. Per gli operai si tratta dell'ennesimo segnale di una volontà chiara a svuotare il sito produttivo dopo l'annuncio di chiusura della proprietà. Le matrici, spiegano, non sono semplici attrezzature, rappresentano il patrimonio industriale e il futuro occupazionale di questo territorio. Il tentativo è avvenuto in totale sfregio delle decisioni assunte al tavolo ministeriale riunito una settimana fa a Roma e viene letto come uno strappo grave rispetto agli impegni assunti. Impegni che, denunciano i sindacati, finora non avrebbero trovato riscontro concreto. Inutile dire che la tensione è alta. Settimane di incertezza, cassa integrazione e promesse mancate hanno logorato un clima già fragile. Dopo la tormentata notte i cancelli dello stabilimento feltrino sono rimasti chiusi. Si entra solo a piedi per impedire ulteriori tentativi di trasferimento. Dal presidio arriva un appello alle istituzioni e alle autorità competenti. Vigilare, intervenire, ristabilire un quadro di trasparenza e rispetto degli accordi. Perché, affermano i lavoratori, qui non si difende soltanto un posto di lavoro, si difende la dignità di centinaia di famiglie e il futuro industriale di un intero territorio. E questa volta, assicurano, non faranno un passo indietro. Sempre a Feltre, ma per parlare di sanità, all'ospedale di Feltre che lancia il suo modello per un approccio innovativo, accessibile e accogliente alla cura della salute mentale. Un altro modo di fare salute mentale è possibile e finalmente, viene da dire. Lo insegnano gli esempi virtuosi di Trieste e di Gorizia, con modelli basati sulla fiducia, sulla responsabilità, sulle competenze integrate e sulla comunità, in luogo della chiusura, troppo spesso in reparti inidonei e fatiscenti, e sul contenimento. A Feltre, dallo scorso maggio, la nuova direzione della psichiatria ha messo a punto la strategia che punta a creare un modello accogliente e accessibile per pazienti in carico. Stiamo lavorando qui nel Feltrino perché abbiamo trovato, anche grazie alla dottoressa Spano, terreno fertile per portare queste innovazioni, non solo dal punto di vista strutturale, perché c'è molto da fare, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo e progettuale. Il modello organizzativo modulare ruota attorno al nuovo centro diurno al padiglione Guarnieri, in un'area limitrofa al centro di salute mentale, che si qualifica come struttura ponte fra l'attività clinica e terapeutica e la rete sociale e territoriale. All'interno del centro diurno ci sono delle attività svolte a moduli, quindi un utente può recarsi non necessariamente per l'intero arco della giornata, ma dedicandosi dei tempi compatibilmente anche con la sua attività di studio, di lavoro. All'interno dei moduli è stata potenziata la riabilitazione sociale di gruppo attraverso l'utilizzo di un software di intelligenza artificiale e dal prossimo aprile spazio e accoglienza alle mamme con depressione postpartum e ai giovani con gravi disturbi della personalità. Nel distretto di Feltre i pazienti sono quasi 2200 e pur in costanza di problemi di risorse il modello organizzativo riesce a dare una continuità alla presa in carico anche con visite domiciliari svolte da equip di crisi mobile. Fondamentale la vicinanza del servizio alle famiglie. Per noi è molto importante la famiglia. La famiglia è un elemento che ci permette di entrare in contatto soprattutto con quei pazienti che ancora non sono arrivati al servizio. Da aprile partirà un'attività all'interno del centro di salute mentale di Feltre dedicata proprio ai familiari dei pazienti in carico e non in carico al servizio. Il secondo sabato del mese, dalle 9 alle 11, chiunque potrà recarsi allo spazio di ascolto per porre qualsiasi
tipo di domanda. Percorsi nuovi che permettono alla psichiatria di Feltre di dare una risposta al bisogno migliore e più complessa. Il desiderio è di estendere in tutta la provincia, perché abbiamo evidenza soprattutto in alcune aree, insomma, delle difficoltà anche di tipo organizzativo, ma ci preme davvero tanto andare verso questo obiettivo, che è quello della presa in carico a 360 gradi della nostra persona, del nostro paziente. È tutto da Treviso e Belluno, grazie per averci seguito, arrivederci.